Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata inaugurale di quello che è il premio Gattopardo, questa sera sulle note del cinema. E sono 3 giorni che segnano un'importante iniziativa culturale voluta dall'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro e dall'istituzione Tomasi di Lampedusa. Abbiamo il piacere di essere ospitati in quella che è la sede naturale di questo premio, questo splendido Palazzo Tomasi, e saranno 3 giorni di grandi eventi. Noi li sintetizziamo velocemente. Questa sera partiamo con Sulle note del cinema. Proseguiremo domani con il viaggio musicale multietnico con Gerard Trio e concluderemo sabato con l'assegnazione del premio Gattopardo. Questa sera il cinema e la sua musica, con lo sfondo del Gattopardo, saranno i protagonisti di questa serata in cui si esibiscono i docenti di strumento musicale degli istituti comprensivi Cangiamila e Tomasi e la partecipazione degli allievi del liceo scientifico Giovan Battista Odierno. Ma prima di cominciare, in attesa che giunga qui il sindaco per dare il saluto del primo cittadino al quale spetta in genere il primo saluto, noi abbiamo il privilegio invece di avere un altro saluto, quello dell'istituzione che tanto sta lavorando e si sta impegnando per promuovere la cultura con il nome di Tomasi di Lampedusa, ed è l'istituzione Tomasi di Lampedusa con la sua presidente, la dottoressa Letizia Pace. Dottoressa Pace, grazie intanto per l'impegno notevole che state mettendo, apprezzabilissimo. È un'istituzione che sta lavorando a tutto campo, con tanto impegno. Con quali programmi? I programmi sono tanti, già iniziati nel corso dell'anno. Abbiamo fatto il Natale, quindi i concerti natalizi con le scuole, la scuola Tomasi e la Canciamila insieme. È un'armonia, devo dire, sono stati dei momenti magici che ci hanno toccato molto, si è creata tanta armonia e tanta bellezza, e stasera abbiamo ancora una volta il privilegio di avere qui, questa volta però i docenti delle 2 scuole che seguiranno dei brani, delle colonne sonore dei film, molti film a noi conosciuti, ben noti, cioè Morricone o chi non conosce Nino Rota, insomma. Penso che si prospetti una bellissima serata. Intanto ne approfitto per ringraziare il sindaco Stefano Castellino, che sempre appoggia le mie iniziative, il CDA che mi sostiene e rafforza sempre il mio entusiasmo, i docenti e i dirigenti docenti, quindi delle 2 scuole, che tanto tempo hanno impegnato per la buona riuscita di questo evento, docenti che stanno accanto ai nostri ragazzi, che fanno sì che loro si nutrano quindi di musica e quindi sviluppando il senso dell'arte, perché la musica è arte, la sublimazione dell'arte. È sempre il mio motto, è sempre lo stesso e mi piace ripeterlo. Se noi creiamo bellezza, di rimando, di riflesso, ne avremo bellezza. I nostri ragazzi dobbiamo abituare i nostri ragazzi a questo. Ringrazio anche TVA, Arturo Candela, la presentatrice, mia amica Margherita Trupiano, grande amica, sempre presente, devo dire, nei nostri eventi, sempre pronta a supportarci, quindi veramente un grazie di cuore. Come ho detto bene, sono 3 serate, quindi l'istituzione ha lavorato quest'anno veramente, dopo il Covid, un periodo di stasi, avevamo tanta voglia di fare, quindi abbiamo iniziato con i concerti natalizi
abbiamo avuto e abbiamo ancora il privilegio di ospitare in mostra l'Arazzo di Raffaello della collezione Roberto Bilotti Ruggi di Aragona. L'abbiamo quindi dal 19 aprile al 15 maggio, qui proprio in questo Palazzo Ducale, che è lo scrigno dell'arte, il nostro scrigno dell'arte, del sapere, della storia di Palma. E non ultimo, quindi, questo evento, il Gattopardo d'Oro, si articolerà in 3 serate. La prima, quinta e questa sulle note del cinema, come hai ben detto, e il secondo domani ci sarà il Trio Jaret, ci faranno divertire con la loro musica etnica, un po' jazz, insomma sarà una serata davvero molto bella. Purtroppo però devo dire che la serata di sabato l'abbiamo dovuta rinviare. Causa forza maggiore, nostro malgrado, perché il tempo, la temperatura e il meteo non ci è stato favorevole. Mette pioggia a dirotto, per cui non potevamo rischiare per un evento così importante. Però ci tengo a precisare che è semplicemente rinviato. Il Gattopardo, perché l'abbiamo chiamato il Gattopardo questo premio? È chiaro, la fonte di ispirazione è il libro del nostro scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scrittore che tanto lustro ha dato al nostro paese, a tutta la Sicilia, perché ha parlato della nostra sicilianità, no? Con le sue contraddizioni, la Sicilia così bella ma nello stesso tempo così contraddittoria, e far conoscere quindi la nostra Sicilia, la nostra Palma, dico in tutto il mondo, perché è il libro più tradotto, il bestseller più tradotto, non so in quante lingue. Per me questo stasera è motivo di orgoglio e sono felice di presentare il premio Gattopardo d'Oro. Grazie Margherita. Grazie Letizia, grazie e complimenti per l'impegno, la capacità di promuovere la cultura e di fare sì che questa, che è una città di grandissima cultura, che deve proprio il suo nascere alla cultura, ecco, che viene raccolta e promossa in questi straordinari eventi che la rendono, oltre che bellissima, anche meta ambita e punto di riferimento per quanti amano la letteratura, la cultura, l'arte e la storia. E quindi sotto questo punto di vista credo che l'impegno di questa amministrazione, l'impegno di Letizia e di tutto il suo entourage vada proprio in questa direzione: promuovere la città di Palma di Montechiaro e tradurre questa promozione in economia. Quindi un applauso. Ci avviamo immediatamente all'inizio dello spettacolo, perché c'è tanta musica, tanta bellissima musica. Apriamo con il repertorio dei docenti dell'Istituto Comprensivo Statale di Indirizzo Musicale e Cangiamila, il cui dirigente è il professore Eugenio Dorsi, che saluto e ringrazio. Grazie professore Dorsi, anche lei rappresenta sicuramente un punto di riferimento importante per la città di Palma di Montechiaro. Intere generazioni si sono formate insieme a lei e credo che la città debba molto ai dirigenti scolastici che nel tempo si sono susseguiti. Grazie. Vi dicevo, partiamo immediatamente con la musica. Gabriel Soboe di Ennio Morricone. Verrà eseguito al flauto traverso da Domenico De Caro, sassofoni, contralto e tenore Leonardo Magaddino, Giovanni Gangemi e Salvatore Faldetta, alle chitarre Maria Zocco e Calogero Nobile, al pianoforte Domenica Mastronardo. Gabriel Soboe è un brano musicale scritto da Ennio Morricone per il film Mission. È interessante dire che fu candidato all'Oscar come migliore colonna sonora nel 1986. Poi gli stessi musicisti si esibiranno in Plain Love, sempre di Ennio Morricone, il tema,
tratto dal film La leggenda del pianista sull'oceano, film amato, osannato e di grande successo. A voi la musica!
Bravissimi, complimenti, complimenti. Abbiamo degli artisti d'eccezione questa sera, sono tutti quanti dei maestri che si esibiscono, quindi quando si dice maestro con la M maiuscola questa sera ne abbiamo veramente tanti e dobbiamo applaudirli perché rappresentano coloro che stimolano l'arte nei nostri figli. Un applauso. Proseguiamo. Adesso la felicità, la gioia, la bellezza della vita e della natura saranno interpretate da Sofia Castellino del Liceo Scientifico Giovan Battista Odierna, diretto dalla professoressa Annalia Todaro, e Sofia Castellino ci proporrà un brano bellissimo, straordinariamente profondo, eccezionalmente gioioso, l'inno alla vita di Roberto Benigni. Poi resteremo ancora sulle note del film di Roberto Benigni, La vita è bella, con l'ouverture Buongiorno principessa e l'allegro La vita è bella di Nicola Piovani. Soprano Leonarda Magaddino, flauto traverso Domenico De Caro, sassofoni contralto e tenore Giovanni Gangemi e Salvatore Faldetta, chitarre Maria Zoppo e Calogero Nobile, pianoforte Domenica Mastronardo. Ancora di scena i docenti del Camino Villa, subito dopo con C'era una volta il West di Ennio Morricone. Intanto la nostra Sofia Castellino. Sofia, dove sei? Prego. Amarsi è il problema fondamentale dell'umanità. Affrettiamoci ad amare, non ci rimane molto tempo. Amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. L'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità. Sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni e continuamente, anzi, chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità, ora, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto. Come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini, che ci avete dentro, vedrete che esce fuori. C'è la felicità. Provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità. E anche se a volte lei si dimentica di noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. E non dobbiamo avere paura dell'amore, è più rischioso nascere che morire. Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro l'esistenza ora, perché se non trovate niente ora, non troverete nulla mai più. E qui l'eternità, non ce n'è un'altra.
Grazie ai docenti del Can Giovila, un applauso, applaudiamoli perché sono stati veramente bravissimi. Complimenti davvero. Adesso apriamo un altro spaccato, è quello del repertorio dei docenti dell'Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ci siamo? Certo. Sai che ti dico che questo ventaggio questa sera noi lo dobbiamo considerare come un contributo scenografico della natura al splendore di questa serata. Andiamo avanti e allora adesso avremo Oblivion di Astor Piazzolla, interpretano il brano Graziano Mossuto al pianoforte, Salvatore Bruno al clarinetto e Michele De Sanio al violino. È un pezzo di grande raffinatezza armonica ed eleganza, è caratterizzato da una melodia estremamente malinconica e coinvolgente, lento, dolcissimo, a tratti struggente, è un pezzo in cui il ritmo cadenzato del tango lascia spazio ad una melodia lirica, intima e introspettiva. A voi, Oblivion.
bravissimi, complimenti, bravissimi veramente. È una serata di grandi emozioni, così come poco fa, prima di iniziare lo spettacolo, parlavamo con un'amica, dicevamo ci sono delle serate in cui magari si sceglie un posto che ti permetta di svicolare un po' prima perché non ti prende tanto. Questa invece è una serata che vedremo fino alla fine, perché è veramente straordinaria per tutti. Ci sta dando delle grandi emozioni, è un piacere per il nostro udito, è un momento anche direi di sublimazione per la nostra anima. Quindi grazie ancora agli organizzatori per questo momento straordinario che ci sta offrendo Palma di Montechiaro. È una serata di musica e parole e questa sera a questo punto ci sono le parole e poi c'è la musica. C'è la lettera di Einstein alla figlia Lirsel che verrà letta da Maria Chiara Azzarello, allieva del liceo scientifico Giambattista Odierna. Il contributo scenografico è veramente molto sentito dal vento. Vi dicevo, Maria Chiara Azzarello, allieva del liceo scientifico Giambattista Odierna. Questa lettera è effettivamente un documento discusso parecchio perché non è ancora chiaro se fosse vera o se si trattasse di un fake, però è comunque uno scritto che al di là di queste speculazioni, di queste dissertazioni va letto e va conosciuto perché ha un messaggio molto profondo, chiunque lo avesse scritto, e stasera noi la sentiremo. Seguirà ancora la Tomasi con il nuovo Cinema Paradiso di Morricone. La voce solista sarà il soprano Flora Furioso, al pianoforte Vittorio Orlando, alle tastiere Graziano Mossuto, ai clarinetti Salvatore Bruno e Luigi Bevilacqua, a sassofono contratto Viaggio D'Arrigo. E adesso Maria Chiara Azzarello. Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono. E anche quello che rivelerò a te ora, perché tu lo trasmetta all'umanità. Si scontrerà con l'incomprensione e i pregiudizi del mondo. Comunque ti chiedo che tu lo custodisca per tutto il tempo necessario, anni, decenni, fino a quando la società sarà abbastanza progredita per accettare quel che ti spiego qui di seguito. Vi è una forza estremamente potente per la quale la scienza finora non ha trovato una spiegazione formale. È una forza che comprende e gestisce tutte le altre ed è anche dietro qualsiasi fenomeno che opera nell'universo e che non è stato ancora individuato da noi. Questa forza universale è l'amore. Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell'universo, dimenticarono la più invisibile e potente delle forze. L'amore è luce, visto che illumina chi lo dà e chi lo riceve. L'amore è gravità, perché fa in modo che alcune persone si sentano attratte da altre. L'amore è potenza, perché moltiplica il meglio che è in noi e permette che l'umanità non si estingua nel suo cieco egoismo. L'amore svela e rivela, per amore si vive e si muore. Questa forza spiega il tutto e dà un senso maiuscolo alla vita. Questa è la variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo. Forse perché l'amore ci fa paura, visto che è l'unica energia dell'universo che l'uomo non ha imparato a manovrare a suo piacimento. Per dare visibilità all'amore ho fatto una semplice sostituzione della mia più celebre equazione. Se invece di E uguale mc quadro, accettiamo che l'energia per guarire il mondo può essere ottenuta attraverso l'amore moltiplicato per la velocità della luce al quadrato, giungeremo alla conclusione che l'amore è la forza più potente che esista, perché non ha limiti. Dopo il fallimento dell'umanità nell'uso e il controllo delle altre forze dell'universo, che si sono rivolte contro di noi, è arrivato il momento di nutrirci di un altro tipo di energia. Se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un significato alla vita, se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che lo abita, l'amore è l'unica e l'ultima risposta. Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomba d'amore,
Un artefatto abbastanza potente da distruggere tutto l'odio, l'egoismo e l'avidità che affliggono il pianeta. Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d'amore, la cui energia aspetta solo di essere rilasciata. Quando impareremo a dare e a ricevere questa energia universale, lei ser cara, vedremo come l'amore vince tutto, trascende tutto e può tutto, perché l'amore è la quintessenza della vita. Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto esprimere tutto ciò che contiene il mio cuore, che per tutta la mia vita ha battuto silenziosamente per te. Forse è troppo tardi per chiedere scusa, ma siccome il tempo è relativo, ho bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te sono arrivata all'ultima risposta. Tuo padre, Albert Einstein.
Proseguono le esecuzioni dei docenti della Tomasi, adesso por una cabeza di Carlos Gardel, la colonna sonora portante del film Profumo di donna, Shonda Woman con Al Pacino. Al violino Michele De Sanio, al pianoforte Vittorio Orlando, al clarinetto Luigi Bevilacqua e Salvatore Bruno, alle chitarre Alfonso Lauria e Andrea Abate, al sassofono contralto Biagio D'Arrigo, alla fisarmonica Graziano Mossuto, alle tastiere Gloria Furioso. Por una cabeza. Andiamo avanti, c'è un altro brano, è una composizione particolare, è una composizione inedita che ha voluto e realizzato Graziano Mossuto, dedicata alla città di Palma di Montechiaro. Originariamente è stata scritta per un organico bandistico, è Donna Fugata, che verrà eseguita questa sera per la prima volta in un arrangiamento manouche. Ad interpretarlo saranno Graziano Mossuto al pianoforte, Salvatore Bruno al clarinetto e Michele De Sanio al violino. Donna Fugata.
Complimenti, Graziella Mossuto. Ma Graziella Mossuto, come nasce una composizione del genere? E allora Palma in particolare, devo dirti una cosa, questa è una terra ricca di storia, una storia che mi emoziona, tra il Gattopardo, Cangiamilla, Odierna, basta respirare l'aria di Palma e così in un attimo zacca che scrivi. Bravo, complimenti. Una terra e La Mazurka di Nino Rota sono due composizioni famosissime, scritte entrambe da Nino Rota e contenute all'interno del film Il Gattopardo diretto da Luchino Visconti. Suoneranno i docenti della Tomasi insieme ai sassofonisti Giovanni Gangeli, Salvatore Faldetta, Leonarda Magattino e al flautista Domenico De Caro della Cangiamilla. Ancora terza e ultima parte di questa splendida serata. I brani conclusivi vedranno esibirsi insieme i docenti di entrambi gli istituti comprensivi. Adesso Tomasi Tango è una composizione di Graziano Mossuto, inedita, scritta lo scorso anno e dedicata alla famiglia Tomasi. Verrà eseguita questa sera per la prima volta dai nostri musicisti e verrà diretta dal compositore Graziano Mossuto.
applaudiamoli perché sono veramente, veramente, veramente bravi, che poi avete il tempo anche per fare di queste cose, perché la scuola ve ne prende già tantissimo, quindi il fatto che tutto questo poi è frutto di un lavoro al di fuori, di prove ripetute, di momenti di incontro, di scambio, vi fa veramente onore. Sì, tra l'altro dopo 2 anni di siccità artistica, insomma, finalmente un po' di ossigeno. In fondo la musica che cos'è? È l'ossigeno in questo mondo inquinato dal nulla. Quindi dobbiamo cercare sempre di condividere, di suonare, perché come c'è scritto nella famosa frase del Teatro Massimo, l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. E andiamo avanti, vi dicevo poco fa, ci abbiamo a grandi passi verso il termine di questa serata. Ancora Libertango, Astor Piazzolla, viene registrata a Milano nel 1974 e il titolo è L'unione delle due parole, libertà e tango. Il pezzo simboleggia l'amore del compositore per il tango nuovo, un'evoluzione del canto classico introdotta da Piazzolla stesso grazie all'uso di strumenti e influenze armoniche provenienti dalla musica classica. Suonano i docenti degli istituti Cangiamela e Tomasi.
e siamo veramente in chiusura e vi preannuncio un momento emozionante che voglio introdurvi raccontando quella che è la mia esperienza che ho fatto a Gulbene, dove visse Alessandra Wolf Stomersino. Ho avuto 3 anni fa l'onore di accompagnare una delegazione capitata da Laura Sanfilippo, la quale era presente anche parte della giunta di questa amministrazione attiva e sempre pronta, alla inaugurazione del restaurato Castello di Stavelena in Lettonia, un luogo nel quale spesso Giuseppe Tomasi di Lampedusa si recava, seppur non gli piacesse, e lo faceva per amore della sua adorata Alexandra, che chiamavano Laisi. Vi assicuro che io ho compreso veramente perché proprio quel luogo fosse stato di ispirazione a Tomasi di Lampedusa per la stesura di quel Gattopardo che ricalca in effetti atmosfere, colori e profumi che caratterizzano quel castello. E voglio accompagnarvi a questo momento finale di serata con le parole di Alessandra Wolf Stomersino, moglie di Tomasi di Lampedusa, una donna baltica, coltissima, poliglotta, allieva diretta di Freud, psicologa e prima donna a guidare la Società Psicoanalitica Italiana. Io e mio marito stavamo seduti sulla panchina a guardare la luna. Lui era triste, inquieto, non riusciva ad abituarsi al nuovo palazzo. Io volli avvicinarmi e parlargli come una moglie sa fare. Gli dissi: la luna è uguale in ogni posto, è luce nella fantasia, nell'immaginario. Perché, gli chiesi, non ti eserciti ad immaginare la vita che ha vissuto il palazzo? Com'era? Cosa succedeva? Scrivi e tutto vivrà come prima. E da lì, si racconta, nacque il Gattopardo. A voi il valzer del Gattopardo. Bene, applaudiamo tutti. Io veramente vorrei lasciare la scena completamente a loro, ma purtroppo devo stare qua. Meritano veramente ancora un applauso, perché ve l'ho detto, sono bravi, si sono impegnati tanto e sono coloro che promuovono la musica, lo fanno con grande passione e con grande amore. Grande gratitudine a questi docenti. Siamo veramente in chiusura, è il momento dei ringraziamenti.
Intanto dobbiamo ringraziare il dirigente scolastico degli istituti comprensivi Cangiamila e Tomasi Eugenio Dorsi, la dirigente del liceo scientifico Giovan Battista Odierna Nalia Todaro, i docenti di strumento musicale, i pianisti Domenica Mastronardo, Gloria Furioso, Graziano Mossuto, Vittorio Orlando, i sassofonisti Leonardo Madalidino, Biagio D'Arrigo, Giovanni Gangemi, Salvatore Faldetta, i chitarristi Alfonso Lauria, Andrea Abate, Maria Zocco e Calogero Nobile, i clarinettisti Luigi Bevilacqua e Salvatore Bruno, il violinista Michele Desanio, il flautista Domenico De Caro, gli attori del liceo scientifico Giovan Battista Odierna, Maria Chiara Azzarello e Sofia Castellino, diretti da Pippo Pagnotta. Il service... Volevo aggiungere che forse Alfonso Lauria, Andrea Abate, sì? Ah, è il nostro maestro Macaluso, Salvatore Macaluso alla fisarmonica, scusate. E ancora il service audio luci di Salvatore Cuttiara, il fonico Enzo Fallea e tutto lo staff pianoforti continuo e video proiezioni di Graziano Mossuto. Un applauso e un ringraziamento a tutti. Ma il ringraziamento che vi chiedo di fare più sentito e più forte lo dobbiamo all'istituzione Tomasi di Lampedusa, all'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, e io vorrei qui con me adesso di nuovo la Presidente Letizia Pace, il Vicepresidente Dottore Angelo Vaccaro, la Presidente della FIDAPA Lina Petrucci. Grazie, vi ho voluto qua intanto perché Letizia ci darà un suo saluto finale. Che dire, il tempo non è stato clemente, ma nonostante tutto siamo arrivati alla fine. Siamo rimasti perché veramente questa musica ci ha inchiodato alla sedia, perché è stata una serata magica, siete stati bravissimi, io sono veramente, vi sono grata, sono commossa, non ho parole, non ci sono parole per potervi ringraziare e che dire, spero di avere altri momenti di questi e grazie anche a voi tutti. Grazie Letizia, c'è prima di salutarci un momento in cui vorranno consegnare i nostri esponenti delle associazioni, sia la Tomasi che la FIDAPA, delle targhe ai 3 istituti scolastici che hanno permesso che questa serata con la loro professionalità e il loro impegno si realizzasse. Per questo vorrei chiamare Gloria Furioso della Tomasi. C'è Gloria Furioso. Una targa dunque per Gloria Furioso, la consegna la Presidente Letizia Pace. Per l'Istituto Cangiamila vorrei che ci raggiungesse Domenica Mastronardo, bravissima Domenica, una targa quindi anche al Cangiamila, la ritira Domenica Mastronardo e la consegna al vicepresidente dell'istituzione Tomasi, dottore Angelo Vaccaro. Grazie. E ancora il professore Pagnotta del liceo Gian Battista Odierna. Grazie professore. C'è una targa anche per voi. La consegna alla Presidente della FIDAPA Lina Petrucci.
Con molto piacere, perché vorrei dire semplicemente due parole. Io ringrazio sempre l'istituzione Tomasi e tutte le altre associazioni che ogni volta invitano la FIDAPA, che praticamente non manca mai di essere presente. Questo per me ha un significato particolare, perché forse lei non si ricorderà, ma è stato il professore di mio figlio e io ho vissuto col Gattopardo tra la Tomasi, tra il liceo, tra il tutto, e quindi, come diceva giustamente la signora Margherita, in effetti ho rivissuto qualcosa che non c'è più, però mi è tornata alla memoria e quindi sono grata per questa bellissima serata e faccio complimenti a tutti. Grazie, con molto piacere a lei. Prego. Io, perché c'è un omaggio floreale che Nicola Taibbi offrirà alla nostra, omaggerà alla nostra grande, bellissima, superba Margherita Trupiano. Grazie, per me è stato veramente un piacere stare con voi questa sera, il tempo ottenuto ci ha dato la possibilità fino all'ultimo. Un saluto a tutti, spero di rivedervi presto e complimenti. Si dice sposa bagnata, sposa fortunata, istituzione bagnata, istituzione fortunata.